Saranno migliaia i tifosi, gli amici, i conoscenti, le personalità dal mondo della politica e dello sport che arriveranno all'Onigo per l'ultimo saluto al campione, all'ex ciclista Davide Rebellin, morto a seguito di un tragico incidente a Montebello Vicentino il 30 novembre. Domani la celebrazione delle esequie alle 10 al Duomo, preceduta alle 9:30 dalle testimonianze e dai ricordi di familiari e amici. Prevediamo molte persone innanzitutto della nostra città, perché Davide e la sua famiglia è molto conosciuta ed è molto amata nella nostra città, quindi prevediamo una partecipazione molto ampia. Però Davide è anche un campione di levatura internazionale, quindi ci aspettiamo suoi colleghi, ex ciclisti, ciclisti, quindi avremo di sicuro molta gente. L'amministrazione, che ha proclamato il lutto cittadino, ha messo in moto l'organizzazione per supportare il flusso di persone che arriveranno da tutta Italia per l'ultimo omaggio al campione. In particolare sulla frazione di Madonna, che è dove il corpo di Davide sarà tumulato dopo le esequie, perché è una frazione piccola e quindi ci siamo un po' industriati per trovare spazi per parcheggi eccetera, però anche se ci potranno essere dei disagi, sappiamo che la cosa importante sarà partecipare al dolore profondo della famiglia, e questo sentimento sarà la cosa più importante che pervaderà tutta la città. Funerali che arrivano dopo dolore e l'attesa, durata 3 settimane. C'è un sentimento profondo e nobile che è la comunanza del dolore, ed è quello che in questo momento è in tutti noi cittadini di Lonigo, ma c'è un altro sentimento che invece è violento e altrettanto profondo, che è la rabbia,